Rieccoci in diretta, mi ha raggiunto in studio la dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Buongiorno dottoressa e ben arrivata. Grazie per essere con noi, buona domenica anche a lei naturalmente. Grazie. Allora dottoressa, io con lei partirei subito, ne abbiamo parlato più volte durante questa diretta delle manifestazioni di piazza date in scena ieri in tutta Italia, anche in Veneto, anche qui a Treviso, tante persone che sono scese in piazza al grido no Green Pass, veicolando con la volontà di veicolare il messaggio di questa mancanza di libertà legata proprio alla carta verde, ma anche poi lanciando messaggi diversi legati alla vaccinazione e a quello che per molti è diventato un ricatto, quello di doversi vaccinare per poter usufruire di tanti servizi che altrimenti sarebbero loro negati, e i dati lo stanno facendo vedere, come c'è stato poi un boom di prenotazioni. Insomma, sono tanti gli aspetti che affronteremo con lei, però intanto guardiamo insieme le immagini proprio della manifestazione data in scena ieri pomeriggio in Piazza dei Signori a Treviso e poi lo commentiamo con la dottoressa. Con questo grido hanno occupato Piazza dei Signori oggi pomeriggio. Il popolo dei Novax, ma anche del No Mask e soprattutto del No Green Pass ha voluto far sentire ad alta voce il proprio dissenso per quella che molti hanno definito dittatura sanitaria. 1 migliaio, secondo la questura, arrivati da più parti, aderendo ad un tam tam nato spontaneamente sui social e che ha dato appuntamento agli scettici del Covid e alle 17 di sabato 24 luglio. E qui, senza un vero e proprio organizzatore, ognuno è stato libero di dire la sua. C'è chi ha chiesto l'intercessione della Madonna, scagliandosi contro la Chiesa, complice di chi vuole l'obbligo di vaccinazione. Siamo in mano a gente senza Dio. Oggi l'Italia è pagana. San Paolo oggi avrebbe molto da fare a convertire persone che non credono più a niente. Chi ha tenuto una sorta di comizio e chi ha letto delle lettere scritte da infermiere a contatto con i contagiati dal Covid. Vi porto la lettera di una nostra collega che ha avuto danni dal vaccino. Un popolo eterogeneo che ha detto di non credere più di fatto alle istituzioni, sia sanitarie che pubbliche. Ha reclamato la libertà di scelta sia nelle vaccinazioni che nelle cure. Dovrebbe essere una situazione naturale dell'essere umano e adesso ci tocca chiederla. Abbiamo dei diritti costituzionali che ci vengono concessi. Dovremmo averceli naturalmente, no? E invece vengono concessi, ci vengono dati dai nostri governanti. Siamo qui per volere quello che dovrebbe essere già nostro. Libertà è la parola che abbiamo sentito, abbiamo visto scritta, abbiamo sentito pronunciare dai manifestanti, ed è la parola che poi ha percorso l'Italia da nord a sud. È la libertà che ha spinto quelle persone ad andare in piazza. Che cosa psicologicamente scatta e porta a scendere in piazza in un sabato, tra l'altro anche molto caldo come la giornata di ieri? Beh, il tema delle libertà è interessante, direi anche molto complesso. Proprio in questi giorni, leggendo un po' di notizie, alcuni anche parallelismi un po' forzati con la situazione degli ebrei nei campi di concentramento, mi è venuto alla mente un libro scritto nel 1941 da un famoso psicologo, Erich Fromm, che si chiamava proprio Fuga dalla libertà. E lui faceva una riflessione tuttora attuale sul fatto di che cos'è veramente la libertà, che forse traduciamo in maniera un po' troppo banale nel fare ciò che vogliamo. In realtà la condizione dell'essere umano non è quella di fare ciò che vogliamo, perché se fosse questo possibile, le dico che io metterei subito la firma per poter scegliere di non invecchiare, per poter scegliere di non morire, di non vedere mai i miei familiari ammalarsi. Quindi la vera condizione dell'essere umano purtroppo è solo di avere la libertà di assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Siamo purtroppo da un anno e più a questa parte in una situazione molto difficile dal punto di vista della libertà, perché dobbiamo confrontarci con una limitazione molto seria, con la limitazione della morte, che noi abbiamo perennemente di fronte, non solo rispetto alla morte fisica del corpo, ma anche rispetto alla morte sociale, l'impossibilità di avere delle relazioni, alla morte economica, nel vedere chiuse delle attività. Di fronte a questa sensazione di mancanza di libertà, mi sembra che gli animi si stiano particolarmente esasperando. C'è una specie di meccanismo di fuga, anche ben descritto appunto da Fromm. La fuga verso questa sensazione di malessere è di 3 tipi, e uno di questi 3 tipi è appunto la distruttività. Vado in piazza a rompere qualcosa, vado in piazza a ribellarmi verso quello che penso che qualcuno mi sta infliggendo, ma in realtà è una mia sensazione di costrizione interna.
La libertà che mi porta ad essere egoista nei confronti dell'altro anche, e quindi mettere magari anche a rischio la mia salute ma anche la salute degli altri, perché ad esempio dopo queste manifestazioni ad esempio il sindaco di Treviso, nonché presidente ANCI Mario Conte, ha detto adesso andate a farvi un tampone, evitiamo che poi ci possano essere delle conseguenze dal punto di vista sanitario di questi assembramenti. Abbiamo visto anche molte persone insomma senza i dispositivi, senza la mascherina, quindi l'egoismo che prevale poi sul bene comune, sull'interesse comune? Guardi, più che il collegamento tra libertà e egoismo, io farei un collegamento tra libertà e paura, perché in realtà il contrario di libertà non è regole o costrizione, ma il contrario di libertà è paura. In realtà quello che ci muove anche verso l'egoismo è questa sensazione di paura, di non essere padroni del proprio destino, di non sapere che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. C'è questa ormai sensazione di sfiducia generale, anche, devo dire, in qualche modo giustificata dal fatto che siamo tutti in una situazione nuova, e quindi nelle settimane, mentre inizialmente si è fatto un altro meccanismo di fuga, quello del finirà subito, finirà presto, no? Si ricorda, cantiamo perché andrà tutto bene, quindi c'era anche una fiducia forse immotivata nelle persone che decidevano, e si dice sì a qualunque misura. Ora siamo passati a un altro meccanismo di difesa. Io non mi fido di nessuno e quindi devo guardarmi sempre le spalle, perciò mi tiro indietro rispetto alla generosità verso gli altri. Alla positività di quel primo periodo, alle canzoni, agli arcobaleni, si è passati ad un senso di rabbia e di frustrazione? Si è passati da un estremo all'altro? Non direi da una positività a una negatività, da due meccanismi di difesa diversi. Uno è quello della negazione, quindi io non vedo che effettivamente ho davanti a me un grosso problema. Ora un altro meccanismo di difesa, quello del distruggere questa situazione pensando che se ne creerà magicamente un'altra. Un terzo meccanismo di difesa è invece quello del conformarmi a qualcosa, ed è per questo che vediamo una polarizzazione verso chi si conforma al assolutamente sì al vaccino e non si discute e non posso dialogare, chi si conforma assolutamente no al vaccino e non posso dialogare, e così si fanno proprio due fazioni che hanno dei nomi: si vax, no vax, ho anche sentito gli inoculati e i non inoculati. Sono termini, devo dire, anche molto tristi, no? Per descrivere la persona che io ho a fianco, per descrivere a volte gli amici, eppure si stanno creando queste spartizioni che non possono più dialogare tra di loro. Dottoressa, io vado a salutare il sindaco di Saonara, Walter Stefan. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e ai vostri telespettatori. Intanto sindaco, grazie davvero per essere con noi. Io farei ascoltare a lei e vedere alla dottoressa il servizio che la nostra redazione di Padova ha realizzato ieri. Perché il sindaco di Saonara? Perché il sindaco aveva affisso in giro per il suo comune dei manifesti che invitavano a vaccinarsi, e contemporaneamente poi con quello che è lo strumento anche che oggi si usa di più, ovvero i social, è partita nei suoi confronti una gogna mediatica con insulti, e parallelamente una cosa simile è accaduta anche proprio al sindaco di Treviso, al presidente ANCI Mario Conte, anche lui nei giorni scorsi investito da una serie di insulti proprio per la sua presa di posizione in qualche modo nei confronti del Green Pass. Allora vediamo il servizio e poi lo commentiamo con il sindaco e anche con la dottoressa. Al grido libertà, no Green Pass, in tantissimi hanno invaso Piazza Libertà nel cuore di Bassano per una manifestazione che si è svolta in contemporanea con altre città del Veneto e d'Italia per contestare l'ultimo decreto Draghi che entrerà in vigore il prossimo 6 agosto. Allora, questa era l'altra manifestazione, l'abbiamo detto, in tante piazze italiane. Questa era la manifestazione andata in scena ieri a Bassano. Vediamo invece adesso il servizio relativo proprio alle minacce nei confronti del sindaco di Saonara. Per la regia il servizio numero 16. Grazie. Povero sindaco collaborazionista dell'oligarchia del turbocapitalismo criminale globalista. La finta epidemia è la più grande faccia della storia dell'umanità.
Questo è solo uno dei messaggi che il sindaco di Saunara, Walter Stefan, ha ricevuto via mail o sui social per aver deciso di affiggere in giro per il paese dei vivai questo manifesto che invita alla vaccinazione. Apriti cielo, in breve si è scatenata l'ira di chi il vaccino non lo vuole proprio fare. Arrivare ad affermare, come ho ricevuto in qualche mail, che propago con questo invito, propago le varianti o addirittura mi si associa al nazismo perché praticamente come gli ebrei venivano marchiati, così farei nei confronti dei cittadini che non si vaccinano, mi sembra veramente un'idiozia assoluta. Il vaccino, il primo cittadino, l'ha appena fatto invece. Seconda dose di AstraZeneca, ci confida, non ha avuto effetti collaterali. Tutti i farmaci possono avere delle controindicazioni, ci dice, ma in questo caso i benefici superano di gran lunga gli effetti avversi. L'appello che continua a fare ai suoi concittadini è di mettersi al sicuro dal Covid. 6 giorni fa Saunara era Covid free, non c'erano contagiati e non c'erano persone in isolamento. A questa mattina sono 19 contagiati e 44 persone in isolamento. Gli unici modi che abbiamo per cercare di fermare questo maledetto virus è quello classico della mascherina, della pulizia delle mani, del distanziamento ed il vaccino che è stato dimostrato, è dimostrato che per il 90% ci mette al riparo da prendersi il contagio. Sindaco, le chiedo subito, i manifesti ci sono ancora in giro tra le strade del suo comune? Ah, certo che sì, e anche li terrò aggiornati man mano che da l'ULSS avrò le comunicazioni periodiche sull'andamento vaccinale, come abbiamo per del resto tutti i sindaci. Quindi nessun passo indietro nonostante le minacce e gli insulti? Ma ci mancherebbe, insomma dai, io credo che anche i vostri servizi hanno evidenziato la povertà di pensiero di queste persone, che poi se li vogliamo quantificare, a Padova ieri c'erano 5.000 persone e la provincia di Padova ha quasi 1 milione di abitanti, siamo 0, insomma ecco, io non credo che lo 0, possa imporre un pensiero al 99% della popolazione. Purtroppo il problema che mi preoccupa di più non sono tanto gli insulti o le minacce quanto l'integralismo di queste posizioni, per cui non si riesce neanche con la logica, con il buon senso, con i numeri, con i dati, si riesce a scalfirle. Ecco, questa è la cosa che mi preoccupa di più, questo aspetto culturale che viaggia sui social, dove i leoni della tastiera possono praticamente scrivere tutto ciò che vogliono senza nessuna contraddizione. Voi sindaci poi avete vissuto durante il periodo più brutto, quello che sono state le ripercussioni della pandemia anche dal punto di vista economico sulla struttura sociale e poi delle vostre realtà. È anche per questo che poi c'è chi come lei scende in campo proprio per portare avanti questo messaggio, questi appelli alla vaccinazione. Ma guardi, è proprio perché conosciamo da vicino questa situazione drammatica delle chiusure delle attività, della gente in lockdown, delle situazioni veramente difficili anche nelle scuole, con la chiusura delle scuole. È proprio per questo che non vogliamo ritornare a questa situazione. Per cui il vaccino oggi è l'unico modo per contrastare questo virus, è l'unico modo per farci vivere una vita quanto più possibile normale, è l'unico modo per socializzare ed è l'unico modo per riuscire a guardare il futuro anche dell'economia. Insomma, tutti abbiamo compreso quali danni ha fatto questo virus nell'economia nazionale e mondiale. Se vogliamo ritornare a quelle situazioni che abbiamo conosciuto 1 anno fa e di cui come sindaci siamo stati purtroppo drammaticamente interessati, non facciamo altro che ascoltare questa gente. Insomma, ecco, io credo che invitare al vaccino non sia né essere razzista, come vengo accusato, va bene, ma né propagandare il virus, addirittura propagandare le varianti del virus come mi accusano, ma sia veramente fare riflettere la gente su una situazione che va velocemente invertita, perché come abbiamo visto, ma anche nel mio comune, in 5 giorni siamo passati da 0 contagi e 0 persone in isolamento a 19 contagiati e a 44 persone in isolamento. Quindi se vogliamo bloccare questa situazione e impedire di ritornare e fare in modo di non ritornare più alle situazioni che abbiamo vissuto 1 anno fa, l'unico sistema che abbiamo è quello di vaccinarsi. L'ho fatto anch'io, tra le altre cose, tutte e 2 le dosi, AstraZeneca, non ho avuto nessun tipo di problema, ho adesso il Green Pass e quindi insomma ritorniamo alla normalità. Dai.
Tra un attimo le chiedo proprio del Green Pass, Sindaco. Con lei, dottoressa, volevo capire questi insulti che arrivano nei confronti di un sindaco. Abbiamo detto il sindaco di Saonara, ma anche il sindaco di Treviso è stato nel mirino appunto degli insulti dopo la sua presa di posizione, in questo caso il sindaco di Saonara, nell'invitare alla vaccinazione, e lo ha detto il sindaco Leoni da tastiera, che si nascondono dietro ad uno schermo per poi inveire contro delle idee diverse dalle loro di fatto. Beh, sicuramente non è facile fare il sindaco in questa situazione di emergenza. Io vorrei un attimo paragonare al buon padre di famiglia nel momento in cui si trova in una situazione in cui vede in pericolo i suoi figli, nel momento in cui un bambino sta andando sotto una macchina, il buon padre di famiglia gli dà una spinta. Non è un'azione che il bambino percepisce come protettiva. Il bambino può anche piangere, può ribellarsi e può pensare che il genitore sia cattivo. Quindi da osservatore esterno direi che non c'è una colpa di qualcuno che volontariamente sta agendo per il male di qualcun altro. Non c'è sicuramente la colpa del sindaco, di questi sindaci che a volte hanno una comunicazione anche molto autoritaria. Si deve fare così, ma perché sono in una situazione di pericolo, ma dall'altra parte abbiamo una serie di cittadini spaventati che protestano, che si ribellano e quindi esprimono la loro rabbia. Purtroppo è la situazione in sé che porta a questa modalità di autoritarismo e ribellione. Non è cattiveria né degli amministratori comunali che si trovano in una situazione di emergenza, ma neanche di quella piccola fetta di cittadini che non è che normalmente non ragionano, ma sono in questo momento appunto preda di una paura più grande per la loro salute. E anche dalle tante informazioni che ci hanno tempestato in questi mesi, alle volte anche diametralmente opposte. Sindaco, le volevo chiedere come vede, come giudica la misura del Green Pass e se la preoccupa il fatto che poi dovranno scattare dei controlli che in qualche modo ricadranno anche proprio sulla polizia locale per verificare che clienti e gestori abbiano fatto rispettare quelle che sono le normative. Io sono assolutamente nella posizione del Presidente Draghi, o qui ci entra tutti in testa che da questa situazione globale, di una pandemia globale, o usciamo tutti assieme o non ne usciamo. Ognuno di noi deve fare la sua piccola parte, anche i ristoratori, anche i baristi. Non è un grande sacrificio controllare che chi entra nel mio ristorante abbia il Green Pass, e sono convinto che la stessa clientela, tanta parte della clientela che oggi non si fida ancora ad uscire, ad andare al ristorante per paura di prendersi il contagio, se sa che in quel ristorante si rispetta, come dire, in modo serio questa disposizione, sicuramente si va molto più tranquilla. Poi si parla tanto di libertà, ma di quale libertà parliamo? Io ho senz'altro la libertà di percorrere le strade, qualsiasi strada, ma devo assolutamente rispettare i semafori. Ho senz'altro la libertà di poter andare in macchina, ma devo sicuramente avere una patente di guida. Posso andare in treno, in autobus o in aereo, ma devo assolutamente avere un titolo che mi autorizzi a farlo. Di quale libertà stiamo parlando? E questo è il grande equivoco. Non c'entra assolutamente nulla la libertà. È richiesto un minimo di sacrificio da parte di tutti, ripeto, per uscire da questa situazione. E questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Se non riusciamo tutti insieme a fare questo, sicuramente il prossimo autunno ci ritroveremo nelle situazioni che abbiamo purtroppo noi sindaci già vissuto drammaticamente, delle scuole chiuse, delle attività chiuse e dei lockdown per tutti quanti. Grazie, la ringrazio, grazie al sindaco Walter Stefan, sindaco di Saonara, grazie sindaco e buon lavoro. Grazie anche a voi. Dottoressa, noi abbiamo assistito sul modello della Francia ad una corsa alle prenotazioni, nel senso che in poche ore c'è stato davvero un boom di persone che non si erano ancora sottoposte e che hanno preso d'assalto i centralini delle ULSS per fissare la propria seduta vaccinale, questo dopo appunto le parole del Premier Draghi relative al nuovo decreto legge e all'applicazione del Green Pass. Come va letto questo? C'è chi parla di un ricatto
che la politica ha fatto nei confronti dei cittadini? È troppo? Diciamo che le parole poi creano il pensiero. Se lo chiamiamo ricatto, nella nostra mente si figurerà come un ricatto. Io lo vorrei chiamare appunto come spinta gentile, che è appunto quel meccanismo economico che indirizza le persone a produrre dei comportamenti virtuosi. Sicuramente tutte le persone che hanno deciso in questo momento di prenotare l'hanno fatto non andando contro dei loro principi, ma alzandosi dalla sedia dove si erano magari adagiati pensando non c'è fretta. Quindi non è stata una misura che ha ricattato chi non voleva, ma è stata una misura che ha agevolato chi stava tergiversando perché non lo vedeva come una misura urgente, magari voleva rimandarla a settembre, voleva rimandarla all'inizio della scuola, alla ripresa del lavoro, alla fine delle vacanze. Quindi tutti questi indecisi hanno visto che c'è un'urgenza, cioè come quando arriva un promemoria delle scadenze. Rispetto anche, mi allaccio a quello che diceva prima, è importante la comunicazione. Effettivamente rispetto a questo Green Pass si è fatto una comunicazione minacciosa che forse non ha ragion d'essere, perché in realtà il Green Pass non è una misura molto diversa da molte misure alle quali noi eravamo abituati. Io sto pensando al certificato di sana e robusta costituzione quando si vuole fare una competizione sportiva, che è appunto un certificato che noi produciamo per dimostrare che possiamo stare in quel contesto e non rischiamo. Sono delle convenzioni sociali che noi molto spesso abbiamo accettato e siamo stati felici di accettare. Mi viene in mente una convenzione sociale che a volte si festeggia anche, sono le pubblicazioni del matrimonio. Se ci pensiamo, il motivo per cui si fanno le pubblicazioni in comune del matrimonio è perché c'è qualcuno che verifica che quelle due persone possono sposarsi, ma possono solo da un punto di vista legale, sociale, verificano che non siano già sposati, che non siano dei parenti. Perché abbiamo accettato questa limitazione alla nostra libertà e anzi facciamo a volte anche una festa in quel giorno in cui andiamo a fare le pubblicazioni? Tutto sta in come nella nostra mente ci costruiamo le azioni che facciamo. Quindi il Green Pass non è un ricatto se non lo vediamo come un ricatto, ma è semplicemente la decisione che tutti insieme assumiamo per poter convivere in maniera più serena in questa fase della nostra vita che per motivazioni esterne è leggermente molto più complicata. L'opportunità che ci viene data, insomma, di stare in una forma di socialità, in una sicurezza nostra e degli altri. Probabilmente in questa pandemia che ha colto tutti impreparati è mancata la capacità da parte probabilmente di tutti di fare la giusta comunicazione. Del mondo scientifico, del mondo politico, anche magari degli organi di informazione. Siamo stati talmente colti da questa cosa più grande di noi che ci siamo sentiti impreparati anche nel dare il giusto messaggio che psicologicamente sortisse i giusti effetti. Sicuramente sì, anche perché è stata una comunicazione sempre molto impulsiva, c'è stato da una parte un agire velocemente, la comunicazione, dall'altra una richiesta di comunicazioni molto frenetica e quindi in questo velocizzare nel voglio tutto subito, voglio avere una soluzione subito, anche per appunto evitare la paura, si è prodotta una serie di comunicazioni allarmistiche in contraddizione tra di loro che vanno poi a produrre questa sensazione di sfiducia generalizzata e anche il Covid stesso che produce una sfiducia. Se lei ci pensa è un virus che l'essere umano potrebbe avere dentro di sé, quindi produce nelle persone la sfiducia verso le altre persone. Quindi stiamo un po' assistendo a una generale paranoia, no? Che dilaga in tutto il mondo, nella paura dell'altra persona che potrebbe farmi del male. Quindi lo indirizzo nella paura di chi mi governa, nella paura del mio vicino, nella paura di chi non è vaccinato. Forse perché nell'indole umana c'è sempre bisogno di trovare una causa e un colpevole? Sicuramente sì, il concretizzare il colpevole. Se io ho un pericolo ma non riesco a vedere dov'è, da che parte viene, mi sento impotente. Se invece a questo pericolo posso dare un volto, è come se avessi la sensazione che forse in qualche modo posso reagire e quindi mi rassicura dare concretezza a questo nemico.
Il bisogno il fatto che ancora c'è chi minimizza la gravità del Covid è legata proprio al fatto di autoproteggersi, di pensare che non è poi così grave, quindi posso continuare la mia vita. Probabilmente anche questa è la lettura che va data. È uno di quei meccanismi di difesa che dicevamo prima, appunto la negazione. Dottoressa, grazie davvero, perché ci ha dato una lettura diversa di tanti aspetti di cui abbiamo parlato in questi giorni, anche in modo magari molto freddo, ma senza entrare poi in quella che è la psiche umana. Quindi grazie davvero alla dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente degli Ordini degli Psicologi del Veneto, grazie per il suo intervento, grazie a voi per averci seguito. Noi siamo in chiusura, naturalmente la nostra informazione torna questa sera alle 19:30 con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Grazie a tutti e buona domenica.